Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Amici, cordiale saluto, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, torna infofriulitv.net per quanto riguarda la pagina del mattino con i nostri live, i nostri ospiti collegati per chiacchierare insieme a loro di iniziative e perché no, anche cronaca e quant'altro. Allora, saluto subito saluto subito Francesco Bortone, presidente dell'associazione Alternativa, collegato dal suo studio di Cividale. Buongiorno Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Ho un grande piacere di ritrovarvi e spero tutti bene in salute. Certo. Senti, allora, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni e chiaramente anche perché il nostro spirito della trasmissione è quella di chiacchierare in libertà senza tanti vincoli o politically correct, come si dice in questi casi. Allora, innanzitutto, prima di andare ad approfondire un po' il tema con te, andiamo a conoscere bene che cos'è Alternativa, nel senso che gli amici di friulitv.net la conoscono perché abbiamo promosso con te delle iniziative culturali sul territorio, come è accaduto a settembre nella villa di Tissano, in quel di Tissano, ma anche perché Francesco partecipava con noi con una sua rubrica settimanale di 5 minuti di approfondimento, che riprenderemo chiaramente nel corso delle prossime settimane. Allora, andiamo a conoscere bene, per chi non ti conosce, che cos'è Alternativa. Diciamo che Alternativa è un'associazione che ha come scopo la cultura, la divulgazione della cultura. La cultura è di fatto conoscenza. La conoscenza è ciò che ci permette di avere un'idea panoramica di tantissimi temi, metterli insieme e poi di formulare un'opinione personale. Le opinioni che girano sul mercato libero e sulle bancarelle delle opinioni sono tantissime e spesso la gente ne compra una, quella che più gli piace. Difficilmente. Francesco, scusa se ti interrompo perché mi è arrivato un messaggio. L'associazione si chiama Alternativa con due T, ecco, giusto per Con due sentire, perché T. qualcuno ha detto che abbiamo sbagliato di scrivere, no? Proprio si chiama Alternativa. Alternativa, sì, perché essere alternativi poteva essere interpretato male, quindi alternativa è un gioco di parole che è Certo, meno mal interpretabile, insomma. chiaro. Quindi, sì. Allora, torniamo sull'argomento. Dicevo che riuscire a formulare un'opinione personale, certamente porta la gente a strutturarsi un po', a farsi una propria idea, andando a vedere da tante parti. Oggi si comprano le opinioni sulle bancarelle televisive, dove uno sceglie quella che gli va più bene, ma purtroppo sono un po' tutte condizionate da chi le formula le opinioni. Quindi, visto che noi ci muoviamo con uno scopo e un fine, se io mi becco l'idea di qualcun altro, non ho una mia idea, ma finisco per far parte dell'idea di quello lì. Quindi Chiaro. cercare di far vedere le cose anche da altri punti di vista, che non sono certamente punti di vista contestatari o dirompenti o
o che vogliono fare chissà quale azione, semplicemente stimolare la gente a pensare con la propria testa. E oggi i tempi sono abbastanza interessanti affinché uno possa guardare e farsi una propria opinione da quello che può essere il discorso della pandemia, che è una roba seria, a quello che è il discorso della situazione italiana in questo momento. Quindi chiaro. farsi un'opinione importante. Senti Francesco, nel corso del 2020 avete portato avanti importanti iniziative, no? Tra cui questo bel mese vissuto all'interno di Villa Tissano, proprio a Tissano. Allora, ci puoi fare un po' riassunto di questi 30 giorni meravigliosi vissuti respirando cultura a 360 gradi? Allora, abbiamo scelto lo Zen non perché siamo dei fanatici del pensiero orientale. Lo Zen ha una caratteristica molto interessante: ricerca la felicità nella quotidianità, nelle piccole cose, che poi sono il tempo che noi dedichiamo a ciò che facciamo. E il concetto è: fai ciò che stai facendo con passione al meglio che puoi, perché così rendi anche prezioso il tuo tempo. Quindi le piccole cose sono quelle accessibili a tutti, dove non è richiesta una particolare conoscenza. Quindi anche fare il sugo di casa, farlo con la voglia di farlo, la passione, in genere è quell'elemento in più che lo rende più buono, il sugo della mamma, no? Non si riesce mai a farlo Certo, venire certo. come faceva lei con quel sughetto oleoso, è perché lo faceva con amore. Oggi purtroppo queste attenzioni sono un po' state distolte da tantissime altre cose che, Mhm. al di là del giusto o sbagliato, non lo so, però il risultato è quello di un poverimento un po' di tutto, della nostra quotidianità. Io vedo Una la volta si gente. diceva per fare cultura, no? Per vedere se sei bravo, qualcuno ti dice, anzi ti diceva, ma torna di moda anche oggi, ti manca il sale in zucca, no? Visto che sei eh, rimasto in tema enogastronomico. sì, ma il sale è il buonsenso, è una metafora del buonsenso, no? Perché il sale, quando si mette nei condimenti, è quello che accentua un po' i sapori di tutto quello che fa parte del cibo. Avere il sale in zucca vuol dire effettivamente dare quel qualche cosa in più, dare quel sapore, quel senso compiuto alle cose che oggi purtroppo mancano. Quando noi facciamo le iniziative come lo Zen, non sono iniziative basate sul dialogo, su cose astratte, è la concretezza. Lo Zen infatti non ha nessun libro che parla di Zen, non è una filosofia, non è una cultura, non è una religione, è una pratica, quindi fare tutto quello che si fa con attenzione, dalla cerimonia del tè a quella che potrebbe essere anche la musica, da quello che è la cura delle piante come il bonsai, quindi Mm, l'attenzione minimalistica alle piccole cose. Oggi abbiamo chiaro, più tutto, per cui forse toccare con mano è stata un'esperienza che molta gente ha trovato interessante, certo, soprattutto per quel un po' allungarsi il tempo nel fare le cose, prestare vero. l'attenzione. E questa è la cosa che noi abbiamo raccolto durante questa manifestazione. Chiaro. Senti, noi abbiamo seguito un po' gli eventi principali, no? Nel corso di quel mese bello di settembre. Tra l'altro siete stati che fortunati perché il tempo non si è guastato, no? Come si dice. Sì, E so che anche attraverso quel poco che abbiamo potuto portare, insomma, so che anche attraverso i nostri servizi molte persone sono venute a trovarvi sì, perché erano incuriosite, no? Nel sì. vedere queste cose, ma anche nei giorni in cui ero presente per le dirette, per i servizi speciali, vedevo proprio gente che per la prima volta, no, assaggiava questo ambiente e magari non sapeva, ad esempio, non so, del bonsai, come va coltivato, tutte le varie, come si dice, tutte le varie forme di bonsai, ma non solo, le varie culture, la cultura zen, il metodo e via dicendo. E vedevo insomma che le persone venivano proprio catturate, no? Nel racconto delle varie persone insomma, che erano presenti durante questa 30 giorni full immersion. Sì, ma la spiegazione è semplice. Quando ti avvicini a qualcuno che sta facendo un qualche cosa con passione e con conoscenza, trasmette indiscutibilmente un qualche cosa, che non è superficialità, ma è questa passione. E la Mm, gente oggi non riesce ad appassionarsi quasi a niente con il cuore. Oggi ci si avvicina o con la testa o con la rabbia. Perché? Perché c'è chiaro. un senso di impotenza, proprio perché non si riesce a maturare una passione. Questo è stato il tramite. Chi faceva queste cose lo faceva con passione e Mhm. soprattutto
non voleva insegnare niente, era solo condividere la propria passione. E uno diceva, oh che bello, ma come... e c'era un senso anche di invidia, e qualcuno magari ha provato a avvicinarsi, ci sono avvicinati parecchia gente. La ceramica Raku, l'artista dell'Accademia del Raku, Peltramini Luciano, ha avuto un seguito notevolissimo presso il suo laboratorio. Veramente, è stata una cosa di un successo inaspettato. Certo. Senti, questo è per quanto riguarda insomma il 2020. Per il 2021, chiaramente, seguendo anche le nuove direttive imposte causa la pandemia, dobbiamo seguire o direttamente o indirettamente le iniziative. Cosa bolle in pentola? Allora, in pentola, senza sapere come sarà gestibile il futuro, certamente stiamo costruendo un polo artistico dove far confluire tutti gli Mm, artisti sperimentali. mhm, L'arte è un insieme di più cose, quindi non c'è la pittura, la scultura, l'arte è tutto questo, musica, e l'arte attraverso le sue espressioni contamina un po' tutti. C'è gente che riesce a fare un dipinto perché è ispirato da un brano musicale. Noi non porteremo avanti creare una specie di polo dove ci certo. sarà un gruppo che si chiamerà Alternativa Arte, dove saranno tutti questi, chiamiamoli artisti underground. Una volta li chiamavano così, oggi li chiamano progressisti o quello che è. Dalla land art a quelle che sono dei talenti che non riescono a comunicare, condividere il proprio talento perché non hanno un posto, una piazza o chi li promuove. Noi Esatto. costruiremo questo entro un mese. Poi ci saranno i monaci dall'India se verranno per fare questo mandala, speriamo nella seconda metà dell'anno. Si riuscirà a farlo anche non in presenza, perché se questo non sarà possibile useremo delle telecamere, faremo delle riprese, così la gente potrà partecipare anche indirettamente. Ma oltre a questo dipende da come gira il mondo, insomma, perché se la gente non potrà più muoversi, Mm. chiaramente... Sembra che il vento sia cambiato, eh? Sembra che il vento in poche ore da Roma, dal Ponentino, anzi dal Maestrale siamo passati al Ponentino in un certo senso, no? Salvo sorprese, perché lo sai meglio di me che la politica ci riserva sempre qualcosa di particolare dove tutto è possibile e niente è impossibile. Questo è l'assist che ti faccio perché chiaramente, come detto, Francesco Bortone è anche un nostro opinionista e noi siamo abituati a parlare liberamente, chiaramente, nel concetto della Carta Costituzionale della democrazia italiana, senza chiaramente offendere nessuno, ci mancherebbe, però i peli sulla lingua li lasciamo agli altri. Sì, Allora, sì. arriva Draghi, ieri sera immagino che tu abbia seguito come sottoscritto l'intervento del Presidente Mattarella, che ha parlato chiaro, cioè anche Molto. un sordo ha capito cosa voleva dire, nel senso non ci sono le condizioni in questo momento per andare a elezioni anticipate, anche se la strada era quella, non ci sono perché purtroppo ci sono dei traguardi che dobbiamo passare. L'Italia non può perdere il treno, altrimenti rischiamo veramente di fare la fine del gatto, no? Come si dice in questi casi, quando passa la macchina. Arriva Draghi, con la salvo sorprese, Draghi sta salendo in questi minuti al Quirinale perché ci sta guardando in diretta, avrà il colloquio col capo dello Stato e probabilmente nel giro di mezz'ora, tre quarti d'ora, ci sarà il conferimento dell'incarico per formare un nuovo governo, no? Con una maggioranza, come ha detto il Presidente della Repubblica, ampia, aperta a tutti, nel senso un governo, chiamiamolo come vogliamo, di alto profilo, costituzionale, salva Italia, chiama come vuoi. All'improvviso, quando è sbucato il nome di Draghi, sembra che i problemi si siano risolti, nel senso che abbiamo finalmente trovato il Messia, no? Adesso tutto va bene, risolviamo i problemi e Un l'Italia mercoledì da tornerà a Draghi, essere... questo è un mercoledì da Leoni. Senti, ma il fuoco di Draghi è un fuoco come quello di Grisù, nel senso un fuoco amico che darà la potenza di ripartenza, oppure andiamo a rischio che con questi giochetti politici alle spalle si rischi di fare di nuovo tanto tuo no che nulla piove, ecco, tanto per essere chiari. Guarda, sinceramente non ho un'opinione, però ci sono soltanto due possibilità. Eh, Bisognerebbe andare a vedere chi è Draghi e che cosa ha fatto e soprattutto entrare un po' nella sua idea di mondo.
è un professionista, fa parte del Gotha finanziario mondiale, è stato in JP Morgan, quindi è un uomo pratico, un uomo certo. abituato a fare i conti molto precisi. È un E tecnico, ecco, tanto per essere chiari. cos'è? È È un un tecnico. tecnico, non è un partitico, anzi è un Eh, politico, ma non è un partitico, tanto per essere chiari. Però ognuno si muove in base a una ideologia, che è un pensiero latente che ha uno scopo e un fine. Quindi Certo. se riuscirà a uscire in parte da quello che è lo schema del tecnicismo e a metterci un po' di cuore, allora penso che si prenderà cura non solo dell'Italia, ma anche delle persone. Perché non dimentichiamo che lo Stato non è soltanto un'entità che gestisce e coordina, lo Stato sono persone, persone che hanno una miriade di problemi. Per cui se riuscirà a mediare a quelli che sono i suoi approcci tecnicistici in ambito della finanza, dove le soluzioni lui le conosce e sa come metterle in pratica, se riuscirà a contaminarsi un po' col cuore a pensare che al di là dei numeri e dello Stato ci sono 60 milioni di italiani che sono in una situazione un po' precaria, ma non è tanto una questione di salute, perché non voglio entrare in questo tema, ma comunque esiste. C'è una precarietà esistenziale, cioè domani cosa farò? Uno che ha un'attività deve guardare un po' in lontano, dire domani, fra una settimana, perché ciò che sarà fra 6 mesi o fra un anno, un'azienda lo deve preparare oggi, perché vivendo Chiaro. nel presente vive oggi con il pensiero che ha maturato 2 anni fa. Cosa No, anche farò fra... perché hai detto, guarda, hai sfondato una porta aperta, nel senso che oggi come oggi si sta lavorando a vista. Quello che in questo momento noi stiamo parlando o pensiamo, domani mattina potrebbe essere l'esatto contrario. E Potrebbe questo, come hai essere. detto tu, non porta l'investitore a fare il passo in più. Anche coloro che in questo momento hanno necessità di promuovere i loro prodotti direttamente o indirettamente, hanno difficoltà a mettere a mettere il grano sul mercato perché non sai cosa può succedere domani mattina. Cioè, io ho un'idea, un input, dicono, oh, 2 settimane faccio, domani mattina si può svegliare qualcuno e dire no, 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 guarda che da mezzanotte è tutto chiuso. E Esatto. poi, punto di domanda, questo è il problema, no? E poi sì, infatti, fra 2 mesi, fra 15 giorni, e c'è questo senso di precarietà. Allora, l'uomo è Certo. certamente un uomo, Adatto e diciamo, portato per un fare. uomo che dà fiducia, perché Mm. è competente, si presenta bene Ecco, e ti può anticipo proprio in questo anche... momento, scusa se ti parlo sopra, Mario Draghi è arrivato al Quirinale. In questo istante Mario Draghi è entrato al Palazzo del Quirinale, sta salendo le scale per incontrare il Presidente della Repubblica. Allora, sapremo se saprà stare in equilibrio o dare una minima percentuale anche al cuore in base alle condizioni che lui imporrà per poter, se prenderà, questo grosso problema di responsabilità che è l'Italia in questo momento. Attenzione che si mette in gioco anche il sua professionalità, il suo livello di credibilità e di serietà che ha raggiunto, quindi è una sfida per lui dove si gioca veramente tanto se la dovesse prendere e capiremo la linea che prenderà dalle condizioni che porrà, cioè se accetterà nel governo delle figure politiche o solo degli specialisti e dei tecnici. In questo caso varranno più le formule che il cuore. Se ci sarà qualche politico, non tanto nel Ministero della Finanza, ma magari in quello della Mm. Salute, ci sarà anche un po' di sensibilità nei confronti delle persone e della gente. Ma E secondo capire te, condizioni. Secondo te Francesco, sarà un repulist generale, nel senso che vedremo chiaramente, a meno a sentire quello che hanno detto ieri sera i leader politici, però l'ho già detto in precedenza, tutto è possibile, niente è impossibile, no? Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle non sono d'accordo su questo governo e hanno detto che lo voteranno contro. Poi ripeto, dalle parole ai fatti si Certo. passa al natisone in piena 4 volte senza problemi, no? Dall'altra parte, ripeto, se fosse così, al Senato effettivamente Draghi non avrebbe i numeri per governare, no? Perché non ci sarebbero, se Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Lega gli votano contro, chiaramente cade ancora prima di salire. Ma secondo te Mattarella, in questo momento che ufficialmente è disceso in campo lui, e io oggi ho fatto un post, ho detto lo sguardo
dice tutto, no? Dammi 3 parole, mettendo la foto di Mattarella, e anche una persona che non capisce di politica guarda Mattarella e dice o questo è arrabbiato nero, o come si dice in Ieri dalla Friuli, voce che aveva sì, Mattarella, se lo riascolti, era molto arrabbiato. certo. No, se Molto. poteva, addirittura gli ho scritto su Twitter, ho detto in questo caso ci vorrebbe il Racli, e tu sai che cos'è il Racli per Sì. friulano, ecco, ma non si può usare perché siamo in democrazia. Terza cosa, o si vota comunque Draghi, perché comunque vada, Assolutamente. questo è e non si discute, no? Dunque, prima o Assolutamente. dopo torneranno tutti a Doremos, no? Draghi non è abituato, per la sua esperienza di potere e di governo, dover discutere le sue decisioni e le sue scelte. Questo sarà un elemento cardine, cioè non dico una democrazia totalitaria, perché è un termine che è poco noto ma esiste in ambito filosofico. La democrazia totalitaria è la democrazia dei tutti uguali, Mm. in antitesi con la democrazia libertaria degli uomini liberi. Quindi sarà una democrazia totalitaria, ma è necessario, cioè la situazione è degenerata a tal punto soprattutto per l'indecisione, e oggi abbiamo bisogno di decisione. Non ha importanza se sono scelte giuste o sbagliate, lo scopriremo dopo, l'importante è muoversi in qualche direzione, invece che stare fermi, che sarebbe veramente una roba di non ritorno, No, no, ma sinceramente. rischiamo veramente stavolta di perdere il treno e le ferite non ce le leccheremo neanche, nel senso che ci conviene prendere, fare il fagotto e guardare un po' l'erba del vicino, no? Perché questo è chiaro. Poi, Il paese è in difficoltà, l'Italia è in certo. difficoltà Ecco, indiscutibilmente. possiamo dire che vedremo tutto un altro governo rispetto a quello, avrà comunque una maggioranza spostata verso il centro-sinistra, questo è chiaro, però vedremo completamente un governo che è come passare da una 500 probabilmente a una Ferrari, tanto per essere chiari, no? Io Non direi più a un vedremo. mezzo mandato Mhm. militare. Certo, vedremo o così o pomì, come direbbe Sì, qualcuno. C'era un vecchio lui si spot, tende se a ti ricordi. compromessi. Certo. Ma secondo te Draghi toccherà anche le tasche degli italiani oppure cercherà in tutti i modi in questo momento di aiutare le imprese, le famiglie senza andare a aumentare tasse, eccetera, ma facendo arrivare veramente la liquidità? Nel senso che fino adesso abbiamo sentito Conte, abbiamo aperto il rubinetto, ma acqua non si è vista. Probabilmente con Draghi si aprirà il rubinetto e qualcosa scenderà, no? Poi in avanti chiaramente qualcosa verrà anche al contrario, perché qua danno soldi dappertutto, però c'è da capire dove vai a prenderli, no? Beh, Draghi viene dal mondo della finanza ed è stato anche in Europa nella finanza. Le sue scelte sono certamente economiche, nel senso che se tu mi dai dei soldi, io li prendo in prestito, questi soldi li devo mettere a frutto e investire perché mi rendano sia quello per poterti pagare, ma anche gli interessi per poter andare avanti. Funziona così e lui ragionerà in questi termini. Cioè, forse sarà anche in certi versi insensibile sull'assistenzialismo, però sosterrà fortemente lo sviluppo delle Mm. aziende, non dare i Parliamoci soldi. chiaro, andrà sul pratico, nel senso i soldi Assolutamente. arrivano dove non serve verrà tagliato. E Secondo te soprattutto il dove reddito di cittadinanza è a rischio? il reddito di cittadinanza, io purtroppo vengo da un'esperienza autonoma, io sono sempre stato anche da giovane uno che si muoveva libero, mettendo a rischio anche quello che erano le sue scelte, per cui non ho mai avuto il sostegno dello Stato, mi sono arrangiato come lavoro autonomo, come lavoro professionista, e se ero bravo avevo il ritorno economico, se non ero bravo Certo. cercavo di imparare dove ho sbagliato. Mhm. Per cui l'assistenzialismo è un danno assolutamente. Tutte le più grandi fondazioni economiche controllano i paesi sottosviluppati dandogli soldi, non dandogli le risorse, dandogli da mangiare, dandogli il latte in polvere, e impediscono, creano uno stato passivo, gente che aspetta che gli arrivi il latte in polvere e gli da mangiare. Questo è uno strumento di controllo terrificante. Chiaro. Senti, allora, se Renzi è il vero vincitore di questo teatrino, no? Creato ad hoc per cacciare fuori da Palazzo Chigi il professore e farlo tornare nel Eh. tavoliere delle Puglie, no? In attesa di capire del suo futuro. Noi siamo anche fortunati, scusa, perché finalmente se ne va via anche quell'altro là, che era diventata una cosa importante. Cioè, Allora, non faccio i nomi, non io non faccio i voglio nomi. entrare nei termini. Mm. Allora, a Milano Mm. si dice che Conte è non bravo, ma è un bel figlio, è un bel Bene, ragazzo, si presenta bene, educato, oh, questo è certo. meraviglioso. Allora, ecco, quindi
c'è molta gente che apprezza. Io vorrei rimanere sul concreto. Sinceramente Renzi ha detto delle cose molto concrete, quindi ho condiviso. Non ho condiviso il fatto del perché non le hanno discusse lì e non hanno trovato una Perché soluzione. forse i tempi non erano maturi, come si dice in questo caso. Però Forse Salvini, diciamo che più o meno ha fatto come Salvini, no? Solo che Salvini, causa il Mojito, si è fatto prendere un po' la mano e ha dimostrato di non essere un politico all'altezza e soprattutto non ha il pedigree per fare il leader politico. Non a caso Berlusconi è tornato in campo e adesso è Silvio, il bravo e vecchio Silvio che sta tirando le redini, no? Da battitore libero alle spalle. Questo invece ha dimostrato Renzi, anche se ha una percentuale da prefisso telefonico di un comune delle Valli del Natisone, con tutto rispetto parlando delle Valli del Natisone, o avere la stessa percentuale di un abitante del Molise, perché va di moda sempre citare il Molise, non so perché. In Italia qualsiasi cosa di negativo si cita sempre il Molise, non ho mai capito perché. Poveri molisani che mi stanno anche simpatici. Non è andato in Molise, ma esiste il Molise? No? Sì, appunto, non so perché, c'è questa famosa leggenda metropolitana. Tornando a bomba, dicevo, Renzi invece qualcuno pensava che facesse lo stesso sbaglio del suo omonimo Matteo, non ha capito una cosa, che questo prima di tutto ha il pedigree, non è, come dicono a Milano, pirla, cioè non è nato ieri, e seconda cosa sa quello che fa, perché ha una scuola alle spalle e sa come muoversi, no? E tu sai che adesso ha fatto l'accordo anche con gli arabi, no? Sì. Sai che adesso il petrolio arriverà a parità, no? Ce lo regalano. Ho visto, ma non ho seguito molto. No, arriva, guarda, è ufficiale, adesso arriverà perché il liquido, il petrolio ce lo danno gli arabi, lui ci mette i bidoni e siamo a posto, così, parità di base siamo a posto, così. Non pagheremo più neanche... Certo, ai bidoni ci pensa lui, non è un problema. Senti, delle battute, perché ci vuole ogni tanto, sai, la satira è quella che funziona meglio e capisce e fa capire meglio. Senti, dicevamo, allora, Renzi da una parte esce come il vero vincitore di tutto questo teatro costruito ad hoc. Dall'altra parte Berlusconi torna in campo perché altrimenti se non torna Berlusconi il centrodestra si sfalda e questo è il dato di fatto, perché anche la Meloni onestamente adesso sta un po' sbalinando in un certo senso. La Meloni morde la briglia la Meloni. Sì, però si parla solo di elezioni, no? Cioè, io dico anche un elettorato di centrodestra o di destra sente solo parlare di elezioni, va bene, ma che programma mi porti in campo? Punto di domanda. Zero. Cioè mi parli di andare a votare, vota a me perché poi vedremo, no? Dimmi anche cosa fai, cioè nel senso, mi va bene, giusto, non ci sono i numeri, si va a votare, però dimmi cosa metti in campo, dimmi qual è il tuo programma di governo. C'è già il programma. Il programma è quello dell'Europa quando ci danno i soldi. Il Recovery Fund ha delle regole che devono essere rispettate, seguite e messe in pratica. Certo. Sono regole sane, quindi orientano la società verso uno sviluppo diverso. Però è il mal di pancia, quello che stanno dicendo adesso è solo mal di pancia, perché non lo stanno spiegando ai loro elettori, questo è il problema. Parlo di Fratelli d'Italia e della Lega. Quando si assoggettano a delle regole terze perdono potere, per cui un politico quando perde consenso e potere è morto, per cui guai, noi prenderemo i soldi e faremo quello che riteniamo giusto per il nostro paese, ma tu sai che quello che dice un politico non è mai quello che corrisponde a ciò che ha in testa e vuole fare veramente. Appunto, l'ho detto prima, tutto è possibile, niente è impossibile. Esatto, per cui però Draghi sarà quello che scriverà le regole economiche per tutti i futuri governi. Quindi per i prossimi 10 anni, se riesce, queste saranno le regole che a ogni governo dovrà seguire perché sottoscritte con l'Europa. Tra poco il Recovery Fund deve essere presentato e firmato e se è Draghi che lo presenta e lo firma, allora sappiamo bene che da un punto di vista finanziario spero che non faccia giochi strani, perché potrebbe anche farli, potremmo veramente avere finalmente un equilibrio economico. Senti Francesco, io ti ringrazio e ti saluto, ti lascio perché anche tu hai i tuoi impegni e ci terremo informati con te una volta alla settimana per riprendere un po' quello che era le vecchie abitudini, no? Da non perdere rischiando di buttarle lì nel cassetto e poi sai che se rimangono lì rischi la muffa, no? Invece questo dialogo, no, tra me e te in live streaming, proprio in presa diretta,
per parlare, sentire un po' le tue opinioni, commentando magari in tempo reale anche quello che accadrà, mentre io e te saremo in onda, quello che accade in tempo reale sul territorio nazionale, isole comprese, ma anche fuori dai sacri confini. Cosa dirti? Noi ci riaggiorniamo la prossima settimana, chiaramente quando avremo anche importanti iniziative di alternativa, come hai detto tu, le seguiremo come media partner, come abbiamo sempre fatto fino adesso. E cosa vuoi aggiungere ancora? Aggiungo solo questo: la prossima settimana affronterò un tema molto molto stimolante, molto intrigante, in un modo assolutamente inaspettato, dove ogni persona potrà veramente aprirsi il cervello e capire da sé, non da me, perché io non sono uno che si pone sempre la domanda facciamo finta che, Certo. capirà il gioco lessicale in cui noi siamo stati tutti coinvolti e che è assolutamente incredibile e intelligentissimo. Non anticipo niente, ma ti assicuro Guarda che che stai sarà un facendo un passo più lungo della gamba, secondo me. come? Stai facendo un passo più lungo della gamba. No, tu sai Ti che sei io un po' non mi... allargato, come si dice. Sarà una cosa che lascerà sconcertati tutti, guarda, sarà una Certo. cosa assolutamente eclatante. Ed è Come sulla lingua di tutti, e non c'entra il virus, è una roba che è sulla Chiaro, bocca chiaro, di chiaro. tutti. Senti, comunque per concludere questo nostro appuntamento e soprattutto la situazione attuale del sistema politico italiano, dopo il discorso di Mattarella c'è un vecchio detto friulano che dice «Hai talmente clare che va in furpa i bocui». Sì. Ecco. Ma ti dirò ti aggiungerò un'altra cosa, non religiosa, che Draghi ce la mandi buona, che invece di Speriamo. dire che ce la mandi buona, che Draghi ce la mandi buona, perché lui adesso è il paron della melonera, come dicono a Milano. E se Cioè, questo fallisce, allora è meglio fare fagotto, come ho già se detto. questo fallisce, se lui fallisce, lui non può fallire. Se lui fallisce, ha fatto un gioco sporco per altri interessi. Certo, Ripeto, lui è stato nel gruppo direttivo di JPG Morgan. chiaro. Quindi l'uomo va visto, insomma, va bene, però un po' di cuore, un po' pensando che di là ci sono delle persone, non dei Chiaro. consultori, ma anche delle persone, allora sì, è l'uomo Bene. giusto. Sì. Allora, io ringrazio il nostro amico, nonché opinionista Francesco Bortone, diamo appuntamento la prossima settimana con lui, o il mercoledì o il giovedì, vediamo anche in base ai impegni, per chiacchiere in libertà. Vi dico soltanto che in questo momento, per chi ci sta guardando in diretta, sono le 12:16 esatte, Mario Draghi in questo momento è a colloquio col presidente Mattarella per discutere e ricevere dal capo dello Stato l'incarico di primo ministro per formare chiaramente il governo, presidente incaricato, e insomma a dopo per sapere cosa è emerso dopo il colloquio. Vediamo se accetta e a che condizioni, perché E potrebbe anche... se non accetta andremo a prendere l'accetta e faremo, come si Prendiamo dice, la sega se capia bene, insomma. Ok, grazie ancora, grazie ai nostri amici e amiche alla Saluto visione e tutti. all'ascolto. Per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net vi diamo appuntamento nel tardo pomeriggio per gli aggiornamenti. Chiaramente rimane sempre aperta la finestra di eventuali edizioni straordinarie se la cronaca lo richiederà, altrimenti intorno alle 17, insomma come sempre 16:30, 17, forse con un ospite, avremo insomma l'ulteriore finestra informativa. E come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Arrivederci a tutti. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com.
Legno Interni, per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.